Siamo con il consigliere comunale Nello Amel, nonché già assessore al comune di Agrigento per la nettezza urbana. In atto una diatriba, un ampio dibattito sullo spazzamento e sullo scerbamento. Ecco, lei che conosce bene la situazione vuole dire la sua. Prego, consigliere Amel. Sì, io per prima cosa soffermarmi su un fatto. Durante la campagna elettorale il sindaco Alviano La Vittoria, seduto in una panchina, con atteggiamento abbastanza serafico, dice: non può continuare così, io ripulirò la città, scerberò la città e abbasserò la Tari. Se aveva questo tipo di intenzione, su che cosa la fondava? Che ragionamento aveva fatto? Che calcolo aveva fatto? Non poteva poi venire in televisione e dire: ah, mi dispiace, ma non è possibile perché c'è l'appalto e tutto il resto. Cioè, ci vuole concretezza nell'affrontare i problemi. Io, prima di lasciare il mio incarico, prima delle elezioni, non sapevamo come andava a finire, avevo detto: fine anno abbasserò la Tari del 10% per le utenze domestiche e risolveremo molti dei problemi, perché avevo già una soluzione programmata e organizzata. Il comune di Agrigento, nell'arco, diciamo, dal 2017 al 2020-21, ha diminuito la produzione di spazzatura di 8.000 tonnellate, quindi ci sono 8.000 tonnellate in meno di spazzatura che deve essere raccolta. Questo che cosa comporta? Che rispetto all'appalto del 2017, che era dimensionato su 8.000 tonnellate in più, c'è un margine di risparmio notevolissimo. E quello che io intendevo fare era la richiesta della diminuzione del quinto, cioè nel senso che noi avevamo la possibilità di dire all'impresa: tu trasporti 8.000 tonnellate in meno, tu raccogli 8.000 tonnellate in meno, adesso devi trasformare questo minor lavoro in una maggiore diciamo, impiego di risorse sullo spazzamento e sullo scerbamento. Ma non ci arrivano a percepire e a comprendere che la soluzione del problema è questo. E allora dicono: è stato l'appalto sbagliato. L'appalto non è stato sbagliato. E dobbiamo anche rendere merito all'assessore Fontana che mi ha preceduto, deve essere riuscito a far partire in maniera eccellente la raccolta differenziata, che poi io ho portato al 72%, che è la percentuale più alta della Sicilia per quanto riguarda i comuni capoluogo e i comuni di media dimensione. E abbiamo salvaguardato il comune di Agrigento dalla catastrofe ecologica, perché se non ci fosse stata la differenziata noi avremmo avuto prima di tutto le sanzioni da parte della regione, come sono arrivate al comune di Favara, al comune di Palma e a tanti altri comuni che non hanno superato la percentuale prevista dalla legge. E poi avremmo avuto difficoltà grossissime per quanto riguarda lo smaltimento, con i costi enormi che ci sono nelle discariche. La soluzione al problema della spazzatura c'è sostanzialmente e bisogna perseguire questa strada, cioè bisogna dire all'impresa: tu lavori di meno perché hai meno spazzatura, adesso devi raccogliere più la spazzatura che c'è sulle strade, perché è un problema grosso questo, difficile da risolvere. Non si poteva risolvere con una battuta come ha fatto il sindaco: io pulirò la città e diminuirò la Tari. Si doveva risolvere con un ragionamento razionale, guardando a quella che era la situazione effettiva. Sulla scerbatura, la diatriba che esiste: spetta o non spetta all'azienda di raccolta fare la scerbatura? Il contratto d'appalto è molto chiaro, diciamo. Per quanto riguarda i marciapiedi, il sottomarciapiede e il marciapiede, spetta sicuramente all'impresa fare lo scerbamento. Per quanto riguarda invece le scarpate e tutto il resto, è una cosa a parte. Tra l'altro lo scerbamento non fa parte della Tari, non può essere gravato, diciamo, sui cittadini attraverso la Tari. Fa parte di tutto il contesto della sanità, insieme con la deratizzazione e gli interventi di bonifica per quanto riguarda le zanzare. E questo va pagato in modo diverso e organizzato in modo diverso. Utilizzare i soldi del fondo di riserva è assolutamente sbagliato, prima di tutto perché carica sulla finanza generale un costo che dovrebbe competere ad altri. Secondo, perché quelle sono somme che sono vincolate ad emergenze particolari, diciamo, ed è assolutamente una violazione, diciamo, sotto il profilo amministrativo, diciamo, non può essere assolutamente fatta. E allora, quando ragioniamo su questi temi che sono fondamentali per la
vita della città, diciamo. Dobbiamo essere prima di tutto consapevoli e professionisti nel guardare le cose, saper conoscere qual è la natura dei problemi e come si possono risolvere i problemi, che non si risolvono a parole ma si risolvono con atti concreti. Io nei 3 anni che ho gestito la nettezza urbana nella città di Agrigento ho risolto i grandi problemi, per esempio delle discariche, che è stata una cosa massacrante perché ci sono voluti più di un anno, ci è voluto per eliminare le discariche ricorrenti, eppure ci sono riuscito. Sono riuscito ad organizzare tutta una serie di servizi complementari, diciamo gratuiti, per quanto riguarda lo scerbamento e la spazzatura e lo spazzamento. Purtroppo le risorse erano quelle e ho pagato lo scotto, diciamo, di una situazione generale che è molto complessa, come è stata complessa in tutti gli altri comuni. E non è stato ingiusto, è stato assolutamente ingeneroso avere impostato la campagna elettorale, diciamo, su queste cose quando non si aveva una soluzione alternativa da proporre e oggettivamente il problema era questo. Adesso, se c'è la disponibilità, io sono pronto a collaborare, a dare un contributo di idee concreto, puntuale e preciso, ma sostanzialmente sembra che non ne abbiano assolutamente bisogno. E va bene, sì. Diciamo, sconteranno le pecche, diciamo, di questa incapacità di riuscire a gestire un problema che è grande, che è grosso e che loro sapevano che era così e hanno voluto specularci sul piano elettorale.